rispondiamo. Intanto complimenti per i lavori, abbiamo visto alcune foto che sono arrivate. Treviso in testa. Treviso in testa, sono arrivati i primi, con grande invidia qui della sede di Venezia. Grazie, speriamo che vi siate divertiti. Qui il lavoro è stato intenso e stimolante, e approfittiamo adesso per rispondere a un paio di domande che sono arrivate nel frattempo, quindi lascio di nuovo la parola ad Andrea che ci... Sì, allora c'era una domanda sulla collocazione temporale, in quale anno insomma proporre questa attività. Questo non saprei, di sicuro il terzo anno può andare bene, perché di solito al terzo anno, da che io so, si studiano elementi di geometria dello spazio, però mi dicevano alcuni colleghi qui che argomenti di geometria dello spazio vengono trattati in educazione tecnica già al primo anno, quindi volendo si può costruire un'attività di concerto con l'educazione tecnica e proporre fin dalla prima, perché tanto alla fine insomma si tratta di costruire un modello con della carta. C'era un'altra domanda per quanto riguarda i tempi. Qualcuno sollevava un'obiezione per il fatto che le ore scolastiche durano una cinquantina di minuti e in 50 minuti, come avete potuto notare, non si riescono a piegare tutti i moduli per realizzare questo modello. Però l'ideale, a mio avviso, è di spiegare agli studenti, costruendo insieme, che so, un paio di moduli, come si costruiscono i moduli, e farne insieme un paio, e poi il resto si fanno a casa, ognuno se li porta da casa e li fa a casa come esercizio di piegatura della carta. C'è un'altra domanda che riguarda la valenza didattica della piegatura della carta contro la stessa attività fatta con le cannucce. Allora, a questo proposito ci sono diverse cose da sottolineare. Da una parte la cannuccia è già fatta, il modulo invece va piegato, e la piegatura del modulo, avrete notato, richiede di recuperare alcune nozioni di geometria che dovrebbero essere familiari, tipo la mediana, la diagonale, la bisettrice, permette anche di recuperare un certo linguaggio, e quindi non è la stessa cosa utilizzare una cannuccia e un modulo che si deve piegare. Allo stesso tempo, volendo, si potrebbero innescare delle speculazioni successive sulla struttura delle pieghe. Alcune pieghe sono parallele, alcune pieghe hanno certe proprietà. Quindi diciamo che dal punto di vista didattico, insomma, piegare la carta, usare la cannuccia non è la stessa cosa. Anche gli incastri, avrete notato, gli incastri origami non sono completamente banali, quindi richiedono dell'osservazione, richiedono dell'attenzione, quindi non è la stessa cosa. Poi va anche detta un'altra cosa, che le tecniche di piegatura della carta hanno, per così dire, una grande dignità scientifica nella contemporaneità, perché durante il laboratorio si discuteva del fatto che alla NASA sono stati assunti uno, credo, o due origamisti, perché le tecniche di piegatura della carta sono interessanti per la costruzione, ad esempio, dei pannelli solari che poi vengono portati in orbita. Allo stesso tempo ci sono delle università americane come l'MIT che hanno dei corsi interi dedicati alla piegatura della carta, quindi in qualche misura la piegatura della carta apre a delle prospettive di sviluppo matematico, mentre insomma costruire modelli con le cannucce forse va bene per costruire il modello, ma poi il discorso si chiude lì. Ecco, non so se ho risposto a tutte le domande. Sì, approfitto anch'io per sottolineare ancora qualcosa riguardo questa cosa della piegatura della carta, che ci permette tra l'altro di vedere qualcosa che è bidimensionale come un foglio di carta, ma messo nello spazio ci permette di muovere dei punti del piano usando la terza dimensione in maniera in cui non potremmo farlo lavorando solo nel piano, e questo apre intanto l'idea di cosa succede quando si aggiunge una dimensione
a uno spazio nel quale stiamo lavorando. Noi siamo abituati a pensare allo spazio come tridimensionale, ma sappiamo che si può pensare a spazi di dimensione più alta, che comunque lo spazio dimensione 4 ha un preciso significato fisico. È chiaro che non è di interesse didattico far capire agli studenti cosa significa uno spazio quadridimensionale, però tuttavia il fatto che piegare un foglio e spostare i punti di un piano in maniera diversa da quello che si può fare rimanendo dentro il piano dà un'idea della complessità e della ricchezza che si aggiunge aggiungendo una dimensione, cosa che può essere comunque un'idea stimolante per gli studenti. Certo, sì, in effetti anche l'assemblaggio fa capire bene la relazione tra 2D e 3D, in quanto man mano che il modello si costruisce è necessario allontanarsi dal grafo di partenza che nasce in 2 dimensioni. Ed è anche molto interessante questa rappresentazione del grafo che diventa una cosa tridimensionale. Ecco, forse ho dimenticato di dire una cosa che era importante ed è questa. Noi abbiamo lì un grafo in cui le proprietà metriche non sono rispettate, cioè nel grafo bidimensionale i triangoli che si individuano non sono congruenti tra loro, mentre quando noi costruiamo il modello del grafo in 3D usiamo delle unità che hanno tutte la stessa lunghezza, diciamo, e quindi c'è un non rispetto tra grafo e modello tridimensionale della metrica. Questo è un aspetto importante, quindi il grafo può servire per le proprietà combinatorie del poliedro, per affrontare lo studio delle proprietà combinatorie del poliedro, ma non per misurare, che so io, le aree delle facce o quant'altro di natura metrica. Bene, allora se abbiamo, credo, risposto a tutte le domande, abbiamo aggiunto qualche considerazione su questi vari fatti dimensionali legati alla piegatura della carta e alla costruzione degli origami che sono oggetti tridimensionali, io direi che possiamo salutarci qua. Qui a Venezia stiamo ancora assemblando qualche origami. Speriamo che l'attività vi sia piaciuta e che abbiate occasione di proporla in classe, e vi ricordo anche che c'è una seconda puntata di questa attività nel mese di febbraio, quindi arrivederci a tutti e grazie. Arrivederci. Scusate, aggiungo solo una parola veloce perché volevo precisare che le credenziali di accesso a Moodle le riceverete nel giro di 2 o 3 giorni, perché siete numerosi, devo iscrivervi in piattaforma e inviarvi le credenziali a uno, quindi abbiate un attimino di pazienza, ma senz'altro prima delle vacanze di Natale avrete tutto. Un saluto e auguri a tutti. Sì, auguri a tutti. Buone feste.